L'Ufficio elettorale centrale di Favara, presieduto da dottor Vincenzo Ricotta, ha reso ufficiosi i risultati dei voti ottenuti domenica scorsa dalle 11 liste presenti. Nelle 35 sezioni elettorali di Favara, i cittadini che nella scheda hanno segnato correttamente il simbolo di una delle liste in competizione sono stati 17.786. Dopo l'esamina dei verbali, qualche modifica rispetto ai precedenti risultati c'è stata. Vediamo quindi quali sono adesso i risultati relativi ai soli voti di lista. Lista numero 1 Movimento 5 Stelle, 2.300 voti, 11,45%. Lista numero 2 Favara per i beni comuni, 904 voti, 4,50%. Lista numero 3 Rivoluzione Cristiana, 472 voti, 2,35%. Lista numero 4 PD Partito Democratico, 2.593 voti, pari al 12,91%. Lista numero 5 Favara Domani, voti 2.178, pari al 10,84%. Lista numero 6 PDR Sicilia Futura, 3.373 voti, pari al 16,79%. Lista numero 7 Favara Popolare, 2.381 voti, 11,85%. Lista numero 8 Insieme a Gaetano Airo Sindaco, 1.090 voti, che equivalgono al 5,43%. Lista numero 9 Noi Amiamo Favara, 533 voti, pari al 2,65%. Lista numero 10 Uniti per Favara, 2.151 voti, pari al 10,71%. Lista numero 11 Favara Riparte, 2.111 voti, che equivalgono al 10,51%. Dopo aver fatto la conta dei voti relativi ai candidati sindaco e a quelli delle singole liste, si passa adesso all'esamina delle preferenze ottenute dai 244 candidati al Consiglio Comunale. Intanto, entro domani, le candidate sindaco Anna Alba e Gabriella Bruccoleri, che domenica prossima, 19 giugno, al ballottaggio si contenderanno la fascia tricolore, dovranno completare la squadra di governo ufficializzando l'elenco completo degli assessori designati. Dopodomani, domenica, invece, scade il termine di presentazione degli eventuali apparentamenti.